Buon pomeriggio, buon fine settimana ai nostri telespettatori, nell'anteprima della nostra trasmissione di oggi, bella intensa. Oggi avremo un ospite solo, però di importanza pesante, che è il ministro Nello Musumeci, che ritorna da noi nei nostri studi, che saluto perché è già qua seduto con noi, insieme al direttore della Sicilia Antonello Piranio. Poi ci saranno durante la trasmissione anche altri ospiti. L'anteprima, ministro, prima dei saluti, io la faccio sempre con Totò Calì, che ci lancia sempre un paio di spunti interessanti a modo suo. Totò Calì, per chi non lo conoscesse, è il vignettista del quotidiano La Sicilia, ormai fa parte del cast di questa trasmissione. Ciao Totò, sei sorridente oggi, come mai? Per la scenografia. Ah, ecco, meno male. Sempre questa ma vabbè, non commentiamo, non commentiamo. Allora, spunti, temi di questa settimana. Ci fai vedere qualcosa? Vediamo. Vediamo. Prima vignetta. Eccola qua. Ecco qua. Eccola qua. La guerra, l'idea di fare un esercito europeo. Abbiamo il francese che fa schifoso italiano, ora ti sparo, francese insolente, adesso ti scanno, pezzenti, adesso vi accoppo io il tedesco. Imbecilli, dovete combattere contro i russi. Questo è l'esercito europeo, non dovremmo combattere contro nessuno veramente, però andiamo, si è capito un po' il clima, la prossima vignetta, andiamo avanti. Questo quindi è, diciamo, il tema delle forze armate dell'Unione Europea. Altro tema, sì. Vediamo. Ah, qua il ponte è importante, gli espropri. Stanno venendo per l'esproprio della casa. Ma tu non stai dove costruiscono il ponte? Peggio, ho divorziato e la devo lasciare a mia moglie. Questo non c'entra il ponte, c'è una cosa di vita. Prossima vignetta, vediamo. La vignetta, eccola qua. Eccola qua. Per noi italiani l'Italia è lo stivale, per il resto d'Europa siamo il tallone d'Achille. Sei particolarmente ispirato questa settimana dalla politica estera, chissà perché, insomma. Ci sono le europee. Altra europea, ci sono le europee. L'ultima sul ponte. L'ultima ponte. Questa Ehi, è il pilota! Manca l'acqua più basta lucemento. Il problema della siccità, questi e altri temi all'interno della nostra trasmissione con il ministro Musumeci. Allora la sigla e poi saluto agli ospiti e cominciamo questa lunga intervista. E allora di nuovo buon pomeriggio ai nostri telespettatori, cominciamo la nostra trasmissione di oggi. Do il benvenuto al punto al Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci. Benvenuto Ministro. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Il direttore della Sicilia Antonello Piranio. Ciao Antonello. Un piacere come sempre, saluto chi è a casa. In collegamento i colleghi Emanuele Lauria di Repubblica. Ciao Emanuele. Ciao, buon pomeriggio, ciao. Ti rivedo perché non ci vedevamo da un po', quindi mi fa piacere rivederti. Da molto tempo, è vero. Anche a me fa molto piacere. E lo dico per tanti motivi. Poi saluto Alfredo Pecoraro, il cronista dell'Ansa. Ciao Alfredo, che sembra una rock star, ma è un bravissimo giornalista. Eccolo. Ciao direttore, ciao Emanuele e soprattutto un abbraccio al presidente Musumeci. Ecco, grazie. Resta presidente. Questo Ricambio, grazie. Sempre presidente. Resta presidente. Grazie di cuore. Resta presidente. Negli anni indimenticabili per il nostro Alfredo, anni palermitani del ministro, ex presidente della regione siciliana. Tra un po' collegheremo anche Giacinto Pipitone del giornale di Sicilia, l'abbiamo fatta completa, ministro, perché insomma quando parlo un ministro, insomma, le parole sono importanti. Allora ministro, partiamo proprio da quell'ultima vignetta di Totò Calì che l'ha fatta sorridere. Ha messo due temi insieme, no? Il ponte sullo stretto, insomma tutte le polemiche che ci sono, che non finiscono mai attorno a questo ponte. Il giornale ci ha fatto decenni di cronaca, e poi la siccità, che è l'argomento di strettissima attualità. Partiamo dalla siccità, Ministro, perché sembra un tema, diciamo, poco percepito, no? Dai nostri concittadini che vivono, poi magari si occupano di altro, però la siccità è un tema che davvero ci sta mettendo a dura prova. Spero, intanto saluto per l'ennesima volta chi ci sta seguendo da casa, saluto i colleghi giornalisti da remoto, il direttore della Sicilia
Antonello e naturalmente grazie a lei, ci diamo del lei naturalmente. Come vuole, tanto. Facciamo le persone con garbo. La siccità non è un tema nuovo, io ricordo di averlo denunciato il tema nel 2019, un anno dopo il mio insediamento alla guida della regione. È un tema quindi col quale la Sicilia convive da decenni e che si è accentuato a causa del cambiamento climatico. Nessuno può fare un scandato do presepio, ecco, tanto per capirci. Ah, la siccità, manca l'acqua. Si sa da oltre 30 anni che la Sicilia non avrebbe potuto far fronte a una riduzione delle piogge. Le reti idriche sono un colabrodo, le nostre dighe non sono state mai collaudate, non c'è un approccio culturale adeguato da parte del consumatore nei confronti dell'acqua. Si pensa che l'acqua sia un bene inesauribile, non è così e ce ne accorgiamo ogni volta che apriamo il rubinetto e non esce neanche una goccia d'acqua e cominciano le esasperazioni. Senta, Presidente, quindi è un tema strutturale e contingente al tempo stesso. Mi si chiederà, ma lei è stato Presidente della Regione, che cosa ha fatto? Benissimo, ecco la domanda pertinente. Intanto abbiamo scoperto che mancava l'autorità per l'acqua, mancava l'autorità di bacino, che la legge dello Stato prevedeva già alla fine degli anni 80, riproposta la necessità nel 2006. Ebbene, nel 2018, quando sono arrivato alla Regione, non esisteva l'autorità di bacino, che altrove è autorità di distretto perché comprende più regioni, mentre Sicilia e Sardegna la delimitazione corrisponde con quella territoriale. Abbiamo istituito l'autorità di bacino, che è quella che deve gestire il reticolo idrografico e la banca dei fiumi, dei corsi d'acqua in generale. Questo è il primo passo. Abbiamo scoperto che 18 dighe su 25 in Sicilia, dighe che forniscono acqua per uso irriguo e per uso potabile, non erano state mai collaudate. Significa che una diga non può contenere tutta l'acqua per la quale è stata progettata, perché mancando il collaudo tu la riempi a metà. E quella che c'è, dicono adesso, è andata anche così. Peraltro quella che c'è, se è poca, diventa anche di scarsa qualità, perché nel frattempo l'insabbiamento ha occupato volume all'interno del lago artificiale e deve essere necessariamente liberata. C'è un problema di un'alga tossica in una delle dighe della Sicilia occidentale. Poi con l'influenza del clima può dare vita a specie che certamente non contribuiscono a rendere l'acqua pulita. Ricordo che il mio governo ha chiesto al governo nazionale di completare la diga a cavallo fra Aidone e Mineo, Pietrarossa. Aspetti, Ministro, un attimino, guardi, le faccio vedere questa, proprio su questo digo di Pietrarossa. Andiamo. Il filmato che abbiamo registrato. Quindi eravate già pronti. Sì, perché insomma questo è un tema, diciamo. Eravamo giovani quando si parlava della diga Pietrarossa. 94, dal 94. Il servizio sulla diga di Pietrarossa. Senza acqua non possiamo realizzare niente. C'è il pensiero che ci può mancare la risorsa dell'acqua e poi le cose iniziate non le possiamo portare a compimento come hanno fatto loro con la diga. Un'opera che dopo tante soldi spese avevamo una speranza di avere una quantità di acqua e di risorse per quanto ci serve e invece in questo modo è rimasta nel nulla.
Questo è un agricoltore della zona, ha visto che lei li conosce meglio, bene. Finalmente tornerà il sorriso sulla bocca degli agricoltori di quella zona, perché nel 2026 la diga sarà completata. La verità è che è mancata una sana programmazione. Il governo Meloni ha istituito una cabina di regia, siamo 5 i ministri che facciamo parte di quella cabina, guidata da un esperto che non a caso si chiama Dell'Acqua. Sì, sì. E ci siamo già riuniti 2 volte, si è capito che il problema non si risolve in un anno dopo 40-50 anni di distrazione. Io domanda e poi do la parola anche ai colleghi. Sì. Ma quindi il razionamento, diciamo, dell'acqua, stando a queste condizioni anche meteo-climatiche dell'ultimo anno, è inevitabile? Allora, da quello che abbiamo potuto apprendere in sede di cabina di regia nazionale, alla Sicilia mancano circa 180 milioni di metri cubi d'acqua per arrivare normalmente, ordinariamente, senza allarme, al 31 dicembre del 2024. Quanti sono? Perché io voglio dire, mi perdo con questi numeri. Sono tanti? Sono quasi la metà di quello che ordinariamente servirebbe alla nostra isola, perché le dighe, lo ricordo, forniscono acqua ai centri abitati e forniscono acqua anche per uso agricolo e industriale. Noi abbiamo la necessità di una pianificazione delle priorità da affrontare in Sicilia. In questo senso la cabina di regia ha chiesto a tutte le regioni: fateci avere un elenco di opere che vi servono. Dalla Sicilia ne sono arrivate, è arrivato un elenco di 52 opere. Che erano le sue, tra l'altro. Per le quali... Che erano le sue quando era presidente? Erano quelle che avevamo immaginato noi, altre le hanno reperite dal Genio Civile, altre dai comuni, ma non tutte sono prioritarie naturalmente. E che di Biantonello, quindi preparati a fare i titoli sull'acqua. Un aneddoto: io lavoravo ad Agrigento nel 90. Sì. Prima quella del Golfo, in collegamento dalla capitale dell'Iraq c'è il compianto della Volpe, che apre il collegamento dicendo: sono arrivate le bombe degli americani, a Baghdad l'acqua arriva ogni 3 giorni. Ad Agrigento ero ospite di alcuni amici, si misero a ridere perché l'acqua ad Agrigento del 90 arrivava ogni 10 giorni, dice: ma c'era bisogno della guerra. E mi fa specie che la situazione rispetto al 90 è cambiata, ma che ancora adesso si parli di dighe non collaudate. Evidentemente c'è stato un deficit di approccio politico oltre che culturale. Non era tutto politico invece l'approccio, direttore. Il problema è che la diga veniva realizzata per il politico di turno, non per dare l'acqua al territorio. Esatto. Quindi bastava dire: abbiamo realizzato la diga e già. E quindi si arriva 40 anni dopo ad avere ancora l'acqua, sì, l'acqua forse, eccetera, eccetera. Metto l'accento sul fatto che c'è un'interlocuzione diretta col Presidente della Regione, che è una notizia anche giornalistica, perché su altri temi ci sono stati degli approcci un po' più complicati con la Regione. No, per esempio ricordo gli incendi, l'emergenza incendi, ci fu un problema di interlocuzione. Gli uffici tra gli uffici, è un lavoro certo, fra uffici, non c'entra lì la politica. Tra gli uffici, hanno chiesto la certo, documentazione. E questo è già positivo. La documentazione l'avevano i comuni. La Regione ha scritto di nuovo ai comuni, stavolta in maniera, presumo, perentoria. I comuni hanno risposto e la documentazione dei comuni da Palermo è stata mandata a Roma, subito concesso il denaro. La tempistica è importante. E la dichiarazione dello stato di calamità. L'autorità di bacino, proprio qualche giorno addietro, ha stimato opere necessarie per circa 720 milioni per la Sicilia, tra quelle a breve termine, a medio termine e a lungo termine. Quindi quando si sente 720 milioni si ha percezione della gravità del problema, ma si ha, immagino, anche l'allarme, perché evidentemente sono delle opere complesse e Dio non voglia ci vorrebbero altri 20 anni perché si realizzino. Richiedono tempo, non c'è dubbio, ma alla regione siciliana abbiamo dato 6 miliardi di euro dal fondo dell'FSC. L'avessi avuto io sta fortuna di dialogare con Roma come ce l'ha l'attuale governo,
avremmo avuto altra sorte, però sono contento che riusciamo a spenderci non solo per la nostra regione in generale, ma c'è un dialogo aperto che consente di poter coprire le caselle rimaste vuote. Sento dai giornali che è stata presentata richiesta a Roma della dichiarazione dello stato di calamità per la siccità. Ho chiesto poco fa al direttore e mi dice che una istanza che ancora ha bisogno di allegati, ma che hanno già concordato per i prossimi giorni, è arrivata al nostro ufficio. È chiaro, non dobbiamo creare aspettative, cioè non è che la protezione civile nazionale può costruire acqua. Non è la stazione appaltante. Non è la stazione appaltante. Noi possiamo dichiarare lo stato di calamità e sono convinto che lo dichiareremo fra qualche giorno. E quindi offriamo al governo regionale la cornice normativa per poter accelerare le procedure per l'acquisizione di beni e servizi. Naturalmente pagheremo anche la fornitura di Autobot per arrivare nelle zone particolarmente critiche, ma l'acqua non si affronta nel momento dell'emergenza, si affronta con una pianificazione che non è dettata dalla pressione della piazza. Io credo che poi, diciamo, in alcune fasi la politica pensa che dal rubinetto, insomma, in questo caso escano i soldi che servono, se non arriva l'acqua, diciamo, poi non si lavora per quello, non si può andare avanti sempre ma in è emergenza, perché sennò è un problema di priorità, Gilberti, perché quando un comune dispone di una risorsa finanziaria, per esempio, deve decidere o va destinata alla riqualificazione della rete idrica di un quartiere malmesso dove la rete risale agli anni 40, agli anni 30, o invece preferisce l'arredo urbano. Ministro, certo che, voglio dire, Agrigento nel 2025 sarà capitale italiana della cultura, è una capitale italiana della cultura che rischia di essere davvero una capitale italiana della cultura senza acqua. Non dobbiamo pensarlo questo. Ieri ho visto il sindaco a Gaeta per la giornata del mare, inesorabilmente c'è preoccupazione, ma io credo che proprio Agrigento avrebbe dovuto eliminare il tema preoccupazione, perché dalla regione, quando io governavo questa isola, ha avuto 44 milioni di euro per la rete di distribuzione idrica a completamento, lo dico per onestà, di una procedura che era iniziata anni prima e che a passi di lumaca si era pressoché ingessata. Allora, Emanuele Lauria, Giacinto Pipitone e Alfredo Pecoraro. Prego. Allora, non so chi in quest'ora, andate voi. Sono timidi. No, timidi. Hanno superato già l'età della timidezza da un pezzo, secondo me. Tutti e tre. Prego. No, comincio io che sono il più timido di tutti. Diciamo, dai. No, intanto appunto saluto, non l'ho fatto prima, i colleghi e il presidente Musumeci. Presidente anche per me. Siamo a due. È stato presidente di tante cose, insomma. Io sto da qualche anno fuori dalla Sicilia e devo dire che sono un po' colpito dal sentire parlare ancora di razionamento, di autobotti, di cisterne sopra i palazzi. Io capisco la difficoltà che tutti gli amministratori che si mettono adesso ad affrontare questo problema hanno, perché appunto ci sono colpe risalenti ai tempi della programmazione, non coincidono con quelli dell'emergenza. Però obiettivamente io credo che sia un fallimento di tutti il trovarsi in questa situazione. E lo dico anche a Musumeci, dal quale insomma, mi lega simpatia, ma obiettivamente è un problema sì che si trascina da tanti anni, però Musumeci, come altri, che sta facendo, ne prendo atto, diciamo, delle cose che ne ha fatte da Presidente della Regione, che ne sta facendo da Ministro, però è un amministratore
della cosa pubblica da tanti anni, come altri. E secondo me oggi è davvero incredibile sentir parlare ancora di queste cose, purtroppo, e così come ci sono problemi atavici, penso a quelle delle reti infrastrutturali, delle strade, delle ferrovie, si sta facendo qualcosa, ma insomma non tocchiamo ancora il tema del ponte che immagino toccheremo, però questa Sicilia è davvero ferma a 30 anni fa, e le colpe politiche ci sono tutte, e su quello, come dire, io concordo con Musumeci. Sono state scelte politiche scellerate, quelle fatte soprattutto negli anni 80 e 90, però il fatto che non si sia posto rimedio a questa situazione è davvero un fatto gravissimo. E adesso la cosa che mi preoccupa di più nel sentir parlare il ministro Musumeci è quello appunto che non ci sono i tempi per affrontare subito questa situazione in maniera perlomeno sufficiente, nel senso che ora per carità le autobotti sono una soluzione davvero? Credo proprio di no. I progetti di cui si parla sono progetti che ci sono, ma che comunque saranno realizzati non prima di qualche anno, di qui insomma in avanti. Obiettivamente è una situazione sconfortante, questo è quello che colpisce, e le responsabilità, ahimè, della politica sono evidenti. Ministro. No, è il mio migliore alleato, Lauria. Che volete che vi dica? Questa è la notizia. La Sicilia è stata governata negli ultimi 80 anni dal centrodestra per 20 anni e dal centrosinistra per 60 anni. Traete voi le conclusioni. Io la mia parte nei 5 anni tormentati, direi 3 anni, se dovessimo escludere i 2 della terribile COVID. Pandemia, quando contavamo i morti, e devo dire che abbiamo fatto quello che oggi ci consente di poter parlare di infrastrutture idriche. Se non avessimo creato l'autorità di bacino, se non avessimo avviato a Roma la richiesta per il collaudo di 18 dighe, se non avessimo cominciato a finanziare le reti urbane, se non avessimo, e non l'ho detto perché riguarda le alluvioni, se non avessimo pulito per oltre 120 milioni di euro alcuni importanti alvei di fiumi in Sicilia che mai avevano visto un escavatore, se non avessimo finanziato 300 laghetti aziendali in altrettante aziende agricole, parlo di cose che non si erano mai fatte prima della mia gestione. È certo che ognuno deve rispondere. Io me lo sono posto il problema, insomma, certo, ma io posso guardarvi negli occhi senza dover abbassare lo sguardo, perché ho fatto, scusi, non faccio ostruzionismo. No. Perché attento direttore, lui è sottile, ne farà ostruzionismo. Io sono convinto che se altri prima di noi avessero posto priorità a questo tema, oggi non saremmo in queste condizioni. È chiaro che in tempo di emergenza l'acqua devi portarla dove manca. Non puoi pensare di costruire una diga in 4 mesi e portarci l'acqua in altri 2 mesi. È chiaro, ci vorranno 5, 6, 7 anni. E questo non è un problema che riguarda solo la Sicilia, riguarda buona parte del Mezzogiorno d'Italia. Ma la Sicilia ha utilizzato per tanto tempo i fondi, copiosi fondi, della Cassa per il Mezzogiorno, i fondi strutturali dell'Unione Europea. È chiaro che la programmazione di cui parla Lauria non riteneva prioritario il tema siccità. Io la programmazione, e concludo, l'ho trovata, l'ha fatta il governo Crocetta 2014-2020. Era una programmazione che naturalmente non poneva la crisi idrica fra le priorità. Senta Presidente, però Ministro Musumeci, se vuole mi può chiamare Anganello, mi fa sentire giovane, nonostante lei tanto giovane non sia. È giovane ugualmente lei invece, al contrario di me, non interessa. Ce l'ha 50 anni? Non importa, Ministro. Ti porto bene qualunque mi faccia questa domanda. No, però a lei no, direttore, credo di conoscerla da tanti decenni. Ma Lauria è tutto un programma che si sta divertendo. Allora, no, volevo chiedere, però, se lei avesse
per ipotesi, avesse continuato il suo mandato da Presidente della Regione, cosa avrebbe fatto per continuare quest'opera, diciamo, di risanamento della risorsa? Aveva già in mente cosa fare, no? Avrei dirottato buona parte delle risorse concordate col Governo nazionale alla riqualificazione delle reti idriche. L'acqua che si perde nei paesi e nelle città a volte lambisce il 50% di quella che viene immessa, che viene erogata. Ma qual è il problema? Che è tutto siciliano, me lo lasci dire, che se lei riqualifica la rete idrica in un paese, arrivano le bestemmie degli automobilisti, strade interrotte al traffico, rumore di notte e di giorno e nessun sindaco taglia il nastro. Perché quello che si fa sottoterra non lo vede nessuno. Amara verità. Non è una piazza e quindi è più complicato. Inaugurare una piazza è più bravo, mentre inaugurare una cosa che si vede bravo. Ora ci siamo accorti che invece riqualificare la rete idrica e risparmiare il 50% di acqua immessa diventa una priorità e spero che questa priorità venga tenuta in considerazione. Non voglio fare ostruzionismo, ma c'è la pubblicità da mandare. Quindi... No, quella siamo tutti d'accordo. Pubblicità. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi, con noi il Ministro per le politiche del mare e per la protezione civile Nello Musumeci, il direttore della Sicilia Antonello Pilani, i colleghi Emanuele Lauria della Repubblica, Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia, eccolo qua, ciao Giacinto, e Alfredo Pecoraro dell'ANSA. Allora andiamo con i colleghi, c'è Pecoraro, l'ho visto per ultimo, allora Pecoraro e poi Pipitone. Sì, allora no... Volevo chiedere al Ministro che ha dato un numero importante, cioè ha parlato all'inizio di 180 milioni di metri cubi di acqua che mancano alla Sicilia. Più o meno. Che sono quelli che servirebbero per arrivare a fine anno. Alla luce di questo e alla luce anche della richiesta di stato di calamità che ha avanzato il governo Schifani, cioè mi pare... Dico che si può parlare di emergenza, lo dico perché questo termine un po' non è piaciuto negli ultimi giorni al presidente Schifani, che ha cercato un po' di gettare acqua sul fuoco dell'allarmismo anche in previsione della stagione turistica. No, non allarmiamo i turisti, ci sono delle criticità, non c'è un'emergenza. In realtà mi pare che questa emergenza ci sia. Allora, agganciandomi un po' alla riflessione che faceva Emanuele Lauria, Ministro, come risolviamo il contingente? Cioè, cosa ci dobbiamo aspettare? Le autobotti ovviamente non basteranno a portare l'acqua ovunque. Si è parlato anche nella relazione che ha un po' dato fastidio, insomma, al presidente Schifani, dell'autorità di bacino, addirittura di navi cisterna militari, no? Lui questa ipotesi a quanto pare l'ha allontanata. Ecco, quali strumenti e quali mezzi si possono utilizzare per cercare di tamponare questa emergenza? Poi ci saranno i progetti che avranno i loro tempi di realizzazione. Ma io credo che si tratti di un'emergenza strutturata ormai, perché come dicevo all'inizio nessuno può dire di essere sorpreso e gli agricoltori sanno che quando piove l'acqua va conservata. La saggezza dell'antico contadino era quella di creare le cisterne, di creare la gebbia, di creare gli serbatoi per utilizzare l'acqua quando manca. Ed è questo lo spirito per il quale nel 2020 ho voluto pubblicare il bando a favore delle aziende agricole per cofinanziare pubblico-privato i laghetti aziendali, laghetti che possono contenere anche acqua abbondante, che viene utilizzata quando manca. L'acqua c'è, è sottoterra, ci sono ancora bacini particolarmente ricchi. La legge dice che in caso di emergenza l'autorità pubblica ha il diritto di concordare col privato e in alcuni casi anche di requisire i pozzi privati per attingere l'acqua e canalizzarla nelle condotte pubbliche finalizzate alla
agricoltura, ai bacini per l'acqua irrigua o per l'acqua potabile. Naturalmente stiamo escludendo la possibilità che possa piovere, ma questa congiuntura andrebbe esclusa in una pianificazione sana, seria e concreta. Ecco perché io credo che non dobbiamo più parlare di emergenza, sappiamo che l'emergenza c'è, oggi la comunicazione si serve di messaggi positivi, messaggi edificanti, messaggi incoraggianti. Il turista va dove non vuole affrontare disagi e neppure rischiarli, e quindi noi abbiamo l'anno prossimo Agrigento capitale della cultura. Quest'anno potremmo essere fra le prime 2 o 3 regioni d'Italia per afflussi turistici. Sappiamo che la criticità c'è, dobbiamo gestirla con una pianificazione assolutamente razionale, e questo è compito della Regione. Il compito dello Stato e quindi del Governo nazionale invece è quello di selezionare e programmare le infrastrutture. Mi auguro che la Regione possa continuare per esempio a pensare ai laghetti aziendali per far fronte all'agricoltura. La protezione civile, che non si occupa in maniera diretta e specifica di questo tipo di attività, l'ho già detto al Presidente Schifani, sarà presente come lo è stata finora per la Sicilia, sarà presente finanziando tutti i servizi finalizzati ad attingere acqua e a trasportarla dove ce n'è necessità. Al tempo stesso il Governo nazionale, speriamo d'intesa con il Governo nazionale, comincerà a selezionare la cabina di regia, non la protezione civile, la cabina di regia, le prime 4-5 opere necessarie per guardare ai prossimi anni con un po' di serenità. Ma serve anche, non lo abbiamo detto Ciliberti, un approccio diverso da parte del consumatore. Cioè convinciamoci che lavare a pompa a macchina davanti alla porta con l'acqua che serve a cucinare o a bere, non ce lo possiamo più permettere questo lusso. Irrigare con l'acqua potabile i giardini, gli agrumeti, gli orti, e non ce lo possiamo più permettere questo lusso, perché da solo l'ente pubblico non può risolvere il problema, ci vuole anche la collaborazione del privato. L'acqua si esaurisce. Partendo da questo dato dobbiamo saperla utilizzare con grande intelligenza, col necessario rispetto. I desalinizzatori, cominciamo a usare l'acqua di mare. La Sicilia non ha voluto mai parlare di desalinizzatori. Quando io ero Presidente ho convocato un gruppo di tecnici per capire qual era la situazione a Porto Empedocle. Ma quando mai, Presidente, ma con il cipotta, ma ci vuole, a Bessalla ci vogliono più soldi che a farla nuova. Fatto sta che non mi hanno né suggerito di sistemarla né suggerito di farla nuova. Poi io nel 2022, come sapete, ho concluso i miei 5 anni, ma io credo, e questo è un discorso nazionale, che dobbiamo cominciare a capire che l'acqua di mare va desalinizzata e può servire a sostituire l'acqua dolce, soprattutto per gli usi irrigui. Lo stesso le acque reflue, le acque delle fogne. È chiaro che vanno a finire purtroppo a mare buona parte, e non dovrebbe mai accadere questo. Vanno depurate, e l'acqua sporca depurata può essere utilizzata anche per usi domestici. Nelle isole nostre, nelle isole minori, c'è ancora la nave. Caro direttore, un aneddoto, c'è ancora la nave dello Stato che trasporta l'acqua per le isole. Io mi trovavo su una delle nostre isolette nell'estate del 2021 e ho fatto la foto a questa nave che col tubo si collegava con la bocca di presa dell'isoletta, e c'era accanto a me il sindaco di questa isola, che preferisco non citare. Ho detto: ma è mai possibile che non riusciamo qui a trivellare e a tentare di trovare la soluzione con l'acqua dolce? Mi ha preso
il braccio, il mio polso, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Presidente, ci levasse mano. È tutto dire. Io non credo di avere capito perché questa battuta del sindaco, perché l'hanno capito anche i nostri telespettatori. Ecco, tanto per dirgli che poi dobbiamo anche fare un minimo di autoesame. Ecco. Chiarissimo, Totò, proprio su questo tema, la scorsa settimana, proprio sul tema della siccità e anche diciamo, sui soldi che girano attorno all'acqua, ha fatto anche una bellissima vignetta che adesso riprenderemo. Giacinto, cambiamo argomento magari, no? Approfittiamo anche del Ministro, insomma, per parlare anche di altri temi, no? Che dici? Oppure vuoi continuare sulla questione siccità, avevi qualche altra curiosità? Ma guarda, in generale devo dire che il ministro potremmo anche ribattezzarlo ministro per le emergenze, perché da lui passa la gestione di tutto quello che di peggio è accaduto in Sicilia negli ultimi 2 anni. Ci sto a cambiare tema perché ce n'è uno, e io con lui ne ho parlato anche, lui se lo ricorderà, che qui nella Sicilia occidentale sta molto a cuore alla gente, che è quello che riguarda l'emergenza incendi dell'anno scorso. È un caso molto particolare perché ha visto insieme una sorta di impreparazione della regione a gestire la crisi nel momento in cui è accaduta. Parlo degli incendi verificatisi nel luglio, agosto e perfino ottobre del 2022. Dopo però tutto quello che è successo ha visto come dire, anche una carenza di organizzazione e direi anche di collaborazione fra Stato e Regione. So che il Ministro questa questione la contesta, però sicuramente c'è stato un problema e arrivo al dunque. Dopo tutto quello che è successo, tutto quello che è bruciato, era stata fatta una conta dei danni, si era arrivati a una stima che, se ricordo bene, oscillava intorno ai 350 milioni. Questa stima non è stata mai realmente approvata e ora la domanda è questa: anche se non dipende direttamente dalla protezione civile, perché i ristori non dipendono dalla protezione civile, però avendo finalmente risolto i problemi burocratici che impedivano la dichiarazione di stato di calamità e quindi essendoci un'emergenza conclamata riguardo agli incendi, le persone che hanno perso la casa, le persone che hanno perso l'azienda, quelli che aspettano di ripartire, cosa devono fare per avere i ristori? Perché lo chiedono a noi giornalisti. Lo so perché il Ministro lo dirà, ne sono certo, che non è la protezione civile che deve dare i ristori, però è un esponente del governo, quindi in Sicilia e soprattutto nella Sicilia occidentale c'è gente che aspetta ancora di capire a chi deve rivolgersi per avere aiuto nella ricostruzione della casa o anche dell'azienda. Ci sono aziende, soprattutto nel settore dell'allevamento, che non sono mai ripartite perché gli animali sono morti bruciati, le aziende non ci sono più fisicamente, non ci sono più le strutture, tutti i pascoli sono andati distrutti e tutto questo non è ripartito. Quindi la domanda è: cosa c'è per queste persone a distanza di più di 1 anno e in vista della prossima stagione estiva? Allora, intanto saluto Pipitone, che all'inizio non era presente, e mi fa piacere che questa domanda possa mettermi nelle condizioni di fare alcune chiarezze su tentativi di demagogia e di strumentalizzazione. Non esiste una legge che dica che lo Stato deve rimborsare i danni del fuoco. Cominciamo col chiarire questo, perché altrimenti andiamo a sbattere. Non esiste. Il codice di protezione civile, dico purtroppo non esiste, così come non esiste una legge che dica che in caso di alluvione o in caso di terremoto lo Stato debba ricostruire la casa. Non esiste. È un provvedimento che viene adottato di volta in volta, ma viene adottato in Italia, perché in altre parti d'Europa il proprietario di una casa va nella compagnia di assicurazione e si assicura contro i danni, contro alluvione, contro terremoto. Finalmente il governo italiano, questo governo italiano, ha fatto comprendere che almeno per le aziende, per le imprese, serve una polizza assicurativa per quelle imprese che si trovano in una zona esposta a rischio. Prima cosa. Seconda cosa, la dichiarazione dello stato di emergenza non significa rimborsi, significa creare una cornice giuridica per consentire agli operatori, quindi in questo caso ai comuni
o alla regione o alle province di poter agire nell'acquisizione, lo ripeto, di beni e servizi in deroga rispetto alle norme ordinarie. Aggiungo, dice il codice, quindi la legge, dice il codice di protezione civile, che lo Stato attraverso il Dipartimento di Protezione Civile rimborsa, questo sì, ai sindaci e anche alla Regione, se se ne intesta alcune di queste iniziative, il denaro che è stato costretta ad affrontare quando c'era l'emergenza post-calamità. Liberare una strada dai fanghi, utilizzare un escavatore, un caterpillar, tutte le spese fatte immediatamente che un sindaco non può avere nella cassa la dotazione e quindi lo Stato interviene e ti consente la restituzione. Quanti soldi ti deve dare lo Stato? In base alle fatture e ai certificati che producono i comuni. Se i comuni a distanza di 7 mesi, 8 mesi a Roma non mandano le fatture, quanto deve deliberare la protezione civile? E qui il nocciolo, non è che è mancata la collaborazione, ripeto, io l'ho saputo alla fine di novembre perché è un problema che riguarda gli uffici, tanto a Palermo quanto a Roma. Ma gli uffici mi hanno detto, Presidente, abbiamo chiesto a Palermo, al Dipartimento di Protezione Civile, di farci avere il costo. Loro ci hanno mandato una cifra che non è quella che riguarda l'esborso dei sindaci o dei comuni. Finalmente, lo abbiamo chiarito, alla fine di dicembre abbiamo saputo quanti milioni erano le risorse tirate fuori dai comuni e che noi abbiamo stanziato e messo a disposizione della Regione. Quindi, per riepilogare, amico Pipitone, se le fiamme arrivano in una zona abitata, vuol dire che quella zona era resa vulnerabile alle fiamme, al fuoco. Se un bosco brucia e brucia in malo modo, vuol dire che gli strumenti sofisticati della protezione della tecnologia non sono stati applicati in maniera sufficiente e parlo anche della mia gestione a scanso di equivoci, perché ancora nella direzione, nell'amministrazione, nella burocrazia l'idea di poter installare questi sofisticati sistemi di preallarme non è un'idea molto consolidata e molto diffusa. Tenete conto che i fuochi si sviluppano nelle più progredite nazioni del mondo. La California ancora sta piangendo. Non parliamo dell'Australia, non parliamo della Spagna, della Francia. Quindi secondo lei è chiaro, no, va fatta una confessione, è chiaro che quella degli incendi, soprattutto estivi, è una delle piaghe che difficilmente potranno essere sanate. E non ho detto che la legge quadro del 2000 stabilisce che la lotta agli incendi non la fa lo Stato, ma la fanno le regioni. Non ho detto questo perché secondo me, anche se la legge pone in capo alle regioni il compito di combattere gli incendi, lo Stato ha il dovere di intervenire quando la regione chiede aiuto. Ma non trasmettiamo notizie errate e creiamo delle facili attese, la casa bruciata. Certo che è una sconfitta per tutti la casa bruciata, ma non c'è una legge che prevede che la casa bruciata debba essere ricostruita a carico dello Stato. Purtroppo non c'è. E anche se volessimo farla, in questo momento non si riesce neanche a pagare i danni del terremoto, perché abbiamo trovato oltre 200 miliardi per il bonus utilizzati creando davvero un buco che non ci consente di fare nuove spese. Ecco perché io sono convinto che serve una buona comunicazione. Quanti comuni hanno pubblicato l'ordinanza per dire ai proprietari terrieri di fare il viale tagliafuoco attorno alle aziende? Quanti terreni abbandonati vicino al centro abitato sono stati attraversati dalla fresa, dal motocoltivatore o dalla motozappa per fare il viale tagliafuoco?
Quanta gente quando vede sulle strade un focolaio chiama subito l'annuncio della centrale per l'emergenza? E sono queste le domande che dobbiamo tutti porci per capire che serve un nuovo approccio. Dopodiché io mi auguro che le persone che sono state così duramente colpite dalle fiamme possano trovare fra la Regione e mi auguro con il Ministero dell'Agricoltura, che ha un fondo seppur limitato per i danni in agricoltura, possano trovare un minimo ristoro. Ma la Protezione Civile non ha risorse per finanziare la ricostruzione di case distrutte. Mi dispiace, l'ho trovata così, è una legge del 2018, io non c'ero, la sto soltanto applicando, possiamo anche modificarla e appena la modifichiamo e la mandiamo alle finanze, al MEF, per avere la cosiddetta bollinatura, le finanze ci dicono la legge è bocciata perché non ci sono soldi. Bene, quindi consapevolezza insomma sia nel caso dell'acqua sia nel caso degli incendi, con una cittadinanza attiva. Io credo che serva una maggiore responsabilità da parte di tutti. Il cittadino oggi è un cittadino attivo, quindi il suo ruolo deve essere attivo nella società. Ministro, parliamo del ponte, perché insomma il ponte oggi... Quindi ingegneria? Del ponte. Adesso parlo all'esponente di governo, diciamo, a un, credo, mi corregga se sbaglio, fautore del ponte sullo Stretto. Da sempre, qui c'è anche il direttore Pirano che rappresenta dal direttore Mario Cencio Sanfilippo una battaglia lunghissima di questo quotidiano. Come dimenticare le battaglie di Toni Zermo. Le battaglie di Toni Zermo che ricordiamo volentieri. Eppure, questo progetto che in qualche modo, qualcuno dirà finalmente e qualcuno dirà ahimè, sta andando avanti, sta creando qualche disagio, soprattutto nella zona di Messina. Guardi che cosa succede, faccio vedere queste testimonianze e poi parliamo proprio di questo ponte. Si farà, non si farà, è solamente come negli ultimi anni, come dire, un'arma di distrazione fino a giugno del 2024. Questo è il servizio di Francesco Triolo. Probabilmente non ci si rende conto che stanno trasformando un paradiso in un inferno. Espropriati al 100%, una casa dove abbiamo fatto tra l'altro dei lavori importanti, perché per 30 anni si è parlato di ponte e non si era mai realizzato, quindi finalmente ci eravamo decisi l'anno scorso con un tempismo direi perfetto, quindi insomma siamo abbastanza preoccupati. Io non sono d'accordo perché mi legano con le catene e mi devo che mi butta fuori poi, dopo 13 anni che ho comprato casa e devo pagare ancora 7 anni di mutuo. Ma è una... Insomma, non so cosa dire, mi sembra un sogno. È un momento di incazzatoria terribile, non è dramma il mio. La casa non me la potranno togliere perché non faranno nulla, io sono convinta che non faranno nulla. Perché è tutto sbagliato, tutto quello che hanno fatto, progetto, tutto, stiamo facendo tutte le controdeduzioni, insomma se la dovranno vedere con noi, perché non molliamo. Sono soddisfatta perché hanno risposto alle mie domande, ma non hanno minimamente diminuito le mie preoccupazioni e il mio allarme, perché io lì non ci potrò abitare durante l'esecuzione dei lavori e quello è il problema grosso. Per ora parlano di espropri, che espropri quando le faranno questi espropri? Che ce ne dobbiamo andare prima?
dopo 22 anni che siamo qua. Ma magari che mi dai i soldi, io che cosa devo fare con i soldi? All'età che ho io, che ho comprato casa da 13 anni, mi metto un'altra volta a comprare casa, traslochi, mutui e roba varia, non mi sembra una cosa fattibile. Espropriare in questa maniera, in maniera selvaggia, una zona come Torre Faro, dove dovrebbero andare via centinaia di famiglie, è veramente pazzesco. Ministro, questa è la zona di Torrefaro dove dovrebbe nascere il pilone, diciamo, del ponte sullo stretto. Ovviamente le domande e le sollecitazioni gliele hanno fatti questi cittadini stessi, diciamo, indirettamente. Le dico solamente una voce che arriva da Messina, che è una voce anche che dà un po' il polso della situazione. Messina, che ha vissuto per tanti anni questa questione del ponte sullo stretto, e qualcuno di autorevole dice: non sono mai andati così avanti, quindi adesso hanno paura, diciamo, che questo ponte, chi è contro ovviamente, che questo ponte si farà. Che dice lei? Intanto vorrei subito chiarire che analisi e proteste, seppure molto civili e garbate come quelle che abbiamo appena ascoltato, hanno caratterizzato la storia che ha preceduto e ha accompagnato la realizzazione delle grandi infrastrutture, a cominciare dalle autostrade, dai trafori, da tutte le opere che hanno dovuto inesorabilmente sconvolgere una parte del tessuto urbano nella nostra nazione. Io ricordo la deportazione vera e propria della Marina di Melilli per fare spazio all'area industriale. Ero poco più che bambino, ma ricordo benissimo le proteste. A Catania 3 quartieri sono stati di fatto deportati, fra virgolette, in altre parti della città proprio per realizzare altre opere urbane. Detto questo, è chiaro che il ponte è la più complessa fra le opere al mondo e inesorabilmente comporterà la soluzione di alcuni problemi nel suo iter. Veda, la politica ha un compito, quello di fissare gli obiettivi. Il compito della politica è questo. Come arrivare alla realizzazione dell'obiettivo non è compito della politica. È compito della tecnica, è compito della comunità scientifica, è compito della burocrazia. Questo governo ha vinto avendo inserito nel proprio programma, votato da una maggioranza degli italiani, ha vinto anche perché era scritto: se noi andiamo al governo realizziamo il ponte non di Messina, che mi sembra molto riduttivo, il ponte dell'Europa sul Mediterraneo, perché è quella la porta di accesso per i passeggeri e per le merci, al di là di ogni evocativo significato culturale, è quella la porta di accesso all'Europa. Quindi non lo chieda a me qual è il problema degli espropri, qual è il problema che potrà affrontare e dovrà affrontare quella interessante frazione dove io sono stato a tenere anche di recente un convegno su questa complessa infrastruttura. Questo è un governo che sul ponte non fa balbettii, come purtroppo quelli che ci hanno preceduto. Quindi diciamo a Conte che lunedì sarà là, per esempio, che cavalca il malcontento, Elly Schlein che è andata là a cavalcare il malcontento, che saranno tutti là. Grande rispetto, la Schlein dovrebbe fare i conti anche con una parte del suo partito, anche importante, a cominciare dal senatore Enzo Bianco, che invece dice essere per il ponte. Dico, non tutti all'interno della sinistra sono contro il ponte, ma è un argomento che non mi riguarda. Merita rispetto il dissenso, se manifestato in termini civili, ma il governo ha un programma e fra gli obiettivi di programma c'è anche il ponte sullo stretto, che non è, e concludo, un capriccio. Nel momento in cui cambia il Mediterraneo, e questa è una materia che mi riguarda direttamente, nel momento in cui il piano Mattei ci proietta verso il continente africano,
che, lo ricordo, è stato già in parte economicamente dominato e occupato dalla Cina e dalla Russia. Bene, il ponte, la infrastruttura che non blocca più i tir per 2-3 ore sulla riva o calabrese o siciliana, diventa una necessità prioritaria. La Sicilia può diventare davvero la proiezione anche da un punto di vista strutturale verso questo Mediterraneo, dove l'Algeria, la Tunisia, il Marocco si stanno attrezzando in termini di collegamenti marittimi. E lo stesso vale per il vicino del Medio Oriente. E allora, signore, se vogliamo tornare chi alle non lo fitte, vuole non capisce, diciamo, quello che sta Suez succedendo. ci insegna che sta cambiando, no? Suez ci insegna che stanno cambiando le rotte commerciali e la Sicilia potrebbe, tra virgolette, approfittare di questa crisi, e in parte già sta avvenendo, perché se le grandi navi passano da Gibilterra anziché andare a Rotterdam, già Augusta è stato individuato come porto succursale che è il di porto Gioia maggiormente Tauro, vocato a sostanzialmente. questa funzione. Quindi non è un capriccio, il ponte è un'infrastruttura essenziale per ridare un ruolo al Mezzogiorno d'Italia e alla Sicilia e alla Calabria in modo particolare. È chiaro che ci sono dei sacrifici da fare, è chiaro che qualcuno ci perderà qualcosa. Posso dire una cosa? Un attimo, perché volevo sentire Emanuele Lauria, che su questo, insomma, anche il suo giornale, diciamo, la vede da tutt'altro punto di vista, no Emanuele, questa questione del ponte, per esempio. Sì, però io vorrei fare un ragionamento laico e, se possibile, non demagogico, pur sapendo di andare incontro a critiche, spero non feroci. Cioè, due considerazioni vanno fatte, secondo me. Oggi abbiamo sentito parlare anche dal ministro Musumeci con grande franchezza di problemi ancora aperti, problemi atavici ancora aperti. Il presidente Musumeci ha detto che probabilmente andremo al razionamento dell'acqua quest'estate. No, non l'ho detto. No, Lauria, non l'ho detto io. No. Lo ha detto il conduttore, ed io ho detto che questo è, scusi, no, stiamo attenti con le parole, e io ho detto che questo è un tema che riguarda la regione, non riguarda lo Stato, l'eventuale razionamento, a parte che già in alcune province si è proceduto, da quello che leggo sul suo giornale, si è proceduto a razionare la erogazione dell'acqua in alcuni comuni. Presidente, lo stavo per dire, mi faccia finire il ragionamento. Ha detto comunque che mancano 160 milioni, se non sbaglio, di metri cubi d'acqua rispetto a quello che è necessario. Ha detto che c'è, come è evidente, un'emergenza incendi, ci sono problemi anche per i fondi sul terremoto, abbiamo una situazione infrastrutturale, ma questo è un vecchio refrain, non voglio neanche ripetere, diciamo, che è evidente. Davanti a questo mi chiedo, da un lato, diciamo, se è giusto dirottare le attenzioni, diciamo, il lavoro, per certi versi anche i finanziamenti su un'opera del genere. Mi direte, si può fare questo e anche quell'altro, finora, diciamo, non c'è né uno e né l'altro, ma questa è la prima considerazione. Io non discuto l'utilità del ponte sullo stretto, che per certi versi, diciamo, è anche abbastanza evidente in un quadro complessivo di cui appunto avete parlato. La cosa che mi irrita però è sostanzialmente un'altra, cioè che finora il ponte sullo stretto, al di là delle intenzioni e del fatto che si sta cominciando ad andare avanti, è però un progetto, come dire, ancora elettorale fondamentalmente. Ricordiamo che in questo momento mancano ancora dei pareri importanti, che sono quelli della VIA, che sono quelli, cioè della valutazione di impatto ambientale, che sono quelli del CIPES, che c'è una conferenza di servizi che sta lavorando, eppure si è fatta partire una procedura, un bando, una comunicazione, diciamo, per gli espropri, probabilmente per fare capire appunto che si sta andando avanti. E questo perché soprattutto politicamente è un argomento cavalcato dalla Lega di Salvini, che peraltro, ricordiamo, aveva annunciato la posa della prima pietra entro l'estate, entro evidentemente, diciamo, la data delle elezioni, e questo non avverrà, anche perché ricordiamo che il progetto definitivo ha avuto 68 osservazioni
e non di secondo piano, perché ci sono dentro per esempio osservazioni sulla qualità dell'acciaio, osservazioni sulla resistenza al vento e altro tipo di osservazioni. Quindi noi non sappiamo esattamente, diciamo, malgrado si stia dicendo che si va avanti a tappe forzate, non sappiamo esattamente in che tempi sarà realizzato, ma alla fine ben venga. Il problema è che fino adesso questa vicenda è stata strumentalizzata e utilizzata ai fini elettorali da un alleato di Fratelli d'Italia, quindi anche, diciamo, di cui fa parte il presidente Musumeci. Ecco, è questo che a me sostanzialmente un po' irrita, cioè il cavalcare elettoralmente questa cosa, anche sulle spalle purtroppo di alcuni siciliani, li abbiamo sentiti tutti poco fa, che sono in allarme per quelli che saranno inevitabilmente gli espropri. Dunque, che si vada avanti ma nella chiarezza, che si vada avanti ma senza, come dire, indugiare su argomenti che sono chiaramente di natura elettorale e dicendo la verità agli elettori, alla gente, agli abitanti di Messina e non soltanto. Questo io volevo dire. Ora, al di là del discorso tecnico, che ripeto, io non entro in questa, non entro nel merito delle cose. Ci sono, come dire, esperti che dicono che il ponte è utile, altri che dicono che invece, diciamo, è un'opera sostanzialmente che non serve alla Sicilia. Però io vi inviterei e come dire, invito appunto il ministro Musumeci, se possibile, a fare una riflessione su questo, su quello che sto dicendo. Sono certo che l'ha già fatta e sono certo che mi saprà rispondere. Sorride quindi. No, io apprezzo davvero il garbo con cui Emanuele Lauria pone certe questioni che mi consentono davvero in un minuto di rispondere. Primo, ho già detto che la politica fissa gli obiettivi, come raggiungerli non è un problema della politica. C'è un apposito team di esperti, di burocrati, c'è la società, il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, si occupano loro di queste vicende. Non è vero che è un'opera che interessa la Lega, è chiaro che è una infrastruttura e la Meloni non poteva affidarla al Ministro della Pubblica Istruzione, doveva affidarlo necessariamente al Ministro per le Infrastrutture. Che poi il Ministro per le Infrastrutture ne parli ogni giorno e sia di un partito diverso, questo dico è una cosa che nessuno gli può impedire. L'unica certezza è che il ponte sullo Stretto, quindi il ponte dell'Europa, era uno dei programmi e rimane uno dei programmi del governo Meloni ed ha l'obbligo etico morale, per non tradire la volontà degli elettori, di raggiungere l'obiettivo programmatico. Quando verrà realizzato, quando sarà posta la prima pietra, come verrà superato il tema dei terremoti, della pressione dei venti, è un tema che non può assolutamente riguardare il governo perché non ha le competenze per poterli affrontare. C'è chi si assumerà la responsabilità di farlo. È chiaro che i fondi per il ponte sono fondi per le infrastrutture e oggi più che nel passato c'è sufficiente possibilità di intervenire anche attraverso i fondi europei per arrivare al finanziamento di un'opera che si esaurisce nello spazio di 7, 8, 9 anni, quindi con un impegno di bilancio pluriennale si può benissimo far fronte a questa spesa. Quali saranno i benefici? Noi riteniamo come governo di gran lunga superiori rispetto alle risorse spese. Allora, anche lei non pone particolari problemi sul risultato che questa straordinaria opera potrebbe determinare. Certo è che assieme al ponte ci vogliono strade adeguate e vorrei chiederlo a quelli che hanno soppresso le province nel 2015, io ero lì a fare la battaglia in trincea, le ferrovie veloci li stiamo finalmente realizzando ora nonostante rientrassero nel cosiddetto piano dell'obiettivo, legge obiettivo del 2002, servono il completamento delle autostrade. Ricordo che la regione siciliana ha
costruito altri 15 chilometri di autostrada sotto il mio governo e da Rosolini siamo arrivati alle porte di Modica. Io credo che i soldi, il denaro per realizzare una mega infrastruttura dalla Calabria e dalla Sicilia ci siano e verranno messi a disposizione. Non è ancora il momento, Telegrafico Piranio, perché bisogna affrontare altri temi, come diceva lei, di carattere procedurale. Una cosa, soltanto con un approccio laico, disincantato, al di là della battaglia del giornale che ho il privilegio di andare a rappresentare. A me terrorizza il fatto, e temo che stia passando questo concetto, che il ponte di destra e il non ponte è di sinistra. Allora, non è una questione di Gaber, secondo cui la doccia era di sinistra e la vasca da bagno era di destra. Qua stiamo parlando di un'opera infrastrutturale che costa 13 miliardi, che non riguarda la Sicilia e neanche l'Italia, riguarda l'Europa. Allora, svilirla a un problema che il ponte di destra e il non ponte di sinistra è una cosa terrorizzante. Il fatto è giusto che la speculazione di un ministro che cavalca in vista dell'8 e 9 giugno, il ponte eccetera, ma a me fa paura anche il fatto che i leader dell'altra parte vadano sotto il ponte all'antivigilia dell'elezione elettorale. Il ponte non è né di destra né di sinistra, il ponte non è neanche della Sicilia. Se lo volessimo per la Sicilia, come purtroppo è stato detto per decenni, con un rivendicazionismo fuori tempo, è sbagliato. E il ponte giova all'Europa, se giova. È l'Europa che ci deve dire se intanto se giova e non giova. Poi non è né di destra né di sinistra. Noi abbiamo avuto un candidato premier del centro-sinistra in redazione, Francesco Rutelli, che era molto pro ponte, e Totò Calì ci fece una vignetta deliziosa, perché lui disse, Rutelli, non ricordo che campagna elettorale è, ma eravamo abbastanza giovani, disse la posa della prima pietra la faremo il 2 giugno perché è una data simbolica. Totò Calì fece una vignetta fantastica perché disse il 2 giugno a che ora? Dico, per dire, allora ci dobbiamo fermare, pubblicità. L'anno lo disse no. No, l'anno lo disse, ma era il candidato premier del centro-sinistra, il ponte non è né di destra né di sinistra. Devo andare pubblicità. Intanto devo salutare Emanuele Lauria e ringrazio per essere stato con noi, grazie Emanuele, alla prossima, grazie. Buona serata Emanuele. Devo salutare anche Giacinto Pipitone che deve lasciarci. Ciao Giacinto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. Buonasera Giacinto. Resta con noi Alfredo Pecoraro e il direttore Piranio, ovviamente il ministro, per l'ultimo blocco di trasmissione sarà subito dopo la pubblicità. Rientriamo nella trasmissione di oggi, abbiamo gli ultimi minuti, l'ultima pausa diciamo, con il ministro Musumeci, che vorrei sollecitare anche in qualche modo, visto che siamo alla fine, anche dal punto di vista politico, da esponente di peso del Partito Fratelli d'Italia. Non mi intendo di politica, no, però... Infatti cerco di farle così, qualche commento. Tra 2 mesi, meno di 2 mesi, ci saranno le elezioni europee. Intanto le chiedo se è vero che c'è stata pressione da parte, oppure pressione magari forse è una parola troppo importante, se c'è stato così qualche sondaggio verso una sua disponibilità da parte del Presidente Meloni a una corsa da capolista nella lista dei Fratelli d'Italia per le prossime elezioni europee, nel collegio Isole. No, come ha detto lei, nessuna pressione, soltanto sì, un accenno per cogliere la mia eventuale disponibilità. Io sono lusingato naturalmente allo stesso modo in cui lo sono stato lo scorso anno, quando la Presidente, prima di aprire un confronto, ha voluto chiedere a me se fossi stato disponibile alla candidatura a sindaco. Ho detto che non sono l'uomo per tutte le stagioni, e questo mi fa piacere perché questa sua richiesta era fondata su un sondaggio, e lo stesso ho detto. Ho fatto per 3 volte il deputato europeo, eletto dal popolo, sono lusingato, ma adesso è tempo per lasciare ad altri questo compito, e tuttavia è una consultazione impegnativa, perché in un certo senso può anche essere letta come ulteriore elemento di conferma
della bontà del lavoro del governo nazionale. Faccio questa considerazione, la faccio perché ho davanti anche un giornalista, ormai lo sanno tutti che è il presidente Musumeci, il ministro Musumeci, anche il nostro testimone dell'ordine. Faccio questa considerazione perché c'è una partita tutta politica, no, su queste elezioni europee, cioè il posizionamento dei partiti. È indubbio che Fratelli d'Italia è il partito con più forza in questo momento elettorale, però mettere Musumeci diciamo in lista significa veramente dare forza a un partito anche in termini di preferenze e staccare poi quelli che sono gli altri due alleati, in questo caso Fratelli d'Italia che sta facendo, anzi scusi, Forza Italia che sta facendo una gara, no, per mettere su una lista importante già per superare la Lega, staccare insomma diciamo, e fotografare così con importanza anche grazie a Musumeci questa partita elettorale avrebbe dei risvolti futuri anche, no, negli equilibri della politica regionale. Rimaniamo nel collegio Isole. È così o sono andato troppo, diciamo? No, come sempre lei fa il provocatore, ma è giusto perché lo fa per mestiere, guai se non lo facesse. Un bravo giornalista deve anche sapere stimolare l'interlocutore. Le rispondo subito, l'obiettivo di Fratelli d'Italia non è quello di togliere voti alle elezioni alla Lega o a Forza Italia, perché indeboliremmo complessivamente la coalizione, il centrodestra. Il nostro obiettivo è intanto di convertire chi ha votato per i partiti dell'attuale opposizione e, se mi consente, soprattutto di aprire una breccia in quel grosso partito dell'astensionismo, cioè convertire chi oggi ritiene sia inutile andare a votare e convincerlo a votare per Fratelli d'Italia. È il partito più forte d'Italia. È il primo partito, purtroppo. Ecco. Il tasso di astensionismo deve necessariamente fare riflettere. Musumeci questo lo sa fare, cioè ce lo insegna la storia delle sue elezioni. Io la ringrazio di questo riferimento. Devo dire che ho avuto anche numeri gratificanti quando mi sono candidato e non soltanto elettore di centrodestra, ma questo mi fa piacere. Io sono davvero grato perché tutto quello che finora ho avuto in termini di ruoli elettorali l'ho avuto dai cittadini, mai nominato tranne una volta da ministro, e questo lo debbo al Presidente del Consiglio e al Presidente del Senato. Quindi il tema serio è che noi dobbiamo fare liste forti, liste rappresentative, liste con genere femminile e maschile, ognuno capace di poter occupare uno spazio. Poi il resto lo farà da un lato il fatturato del governo nazionale, dall'altro il fatturato del governo regionale e poi la capacità di ogni candidato di saper raccogliere consensi, e questo è un dato soggettivo. Pecoraro. Ecco. Nella penombra. Nella penombra. Vorrei fare una domanda al collega Musumeci più che al ministro o all'ex presidente della regione. Il tema riguarda proprio i giornalisti. Ci sono due questioni che hanno infiammato e stanno infiammando un po' il dibattito politico. Una riguarda queste nuove regole sulla par condicio, no? E quindi sulla gestione poi delle presenze nei TG con una sorta dalle opposizioni si parla di una sorta di privilegiare un po' il governo, perché quei minuti utilizzati per raccontare l'attività del governo non dovrebbero fare parte del pacchetto che poi va sotto la par condicio. L'altro tema, che è ancora più caldo, riguarda questo emendamento proprio di Fratelli d'Italia, che nell'ambito del disegno di legge sulla diffamazione prevede il carcere fino a 3 anni per i giornalisti. È un aumento, diciamo, per quanto riguarda invece la parte pecuniaria, addirittura con sanzioni fino a 150.000 euro. Ora voglio chiedere, cioè, al collega Musumeci, ecco, da giornalista, oltre che ovviamente da ministro e da appassionato di questi temi, qual è la sua riflessione, ecco, su entrambe le questioni? Rispondo senza alcuna difficoltà. Naturalmente
se lei pensa che io possa contestare una scelta compiuta da colleghi parlamentari del mio partito, è chiaro che non lo faccio, ma non lo faccio soprattutto perché, pur comprendendo le ragioni che stanno all'origine di questa iniziativa parlamentare, è sbagliato generalizzare, perché è vero, e sarebbe assurdo non riconoscerlo, che alcune parti del giornalismo italiano negli ultimi anni abbiano perso di vista il riferimento etico e deontologico, soprattutto quanti sono al servizio 24 ore su 24 di questo o di quel partito. È anche vero che non bisogna assolutamente sottovalutare come la gestione spregiudicata, indiscriminata, irresponsabile di un certo tipo di giornalismo abbia rovinato la vita a tantissime persone per bene. Che questa sanzione possa essere il rimedio peggiore del male ho qualche dubbio, ma io credo e l'amico Pecoraro, che è peraltro responsabile di un'importante agenzia come l'ANSA, sa benissimo che una messa in regola in officina sulla attività del giornalismo, soprattutto oggi, che non tutta la produzione giornalistica rimane sotto controllo, alcune volte sfugge, altre volte diventa abusivismo, non tutto il giornalismo può essere ascritto ai criteri di responsabilità di chi è iscritto all'albo. Ecco, io credo che oggi sembra sia arrivato il tempo di normare meglio l'attività giornalistica. Che lo si debba fare con multe salate o addirittura con la detenzione, naturalmente ho qualche seria perplessità, ma non sarò io a fare il censore dei parlamentari, sia chiaro, da qualunque parte dovesse arrivare questo tipo di iniziativa. Oggi dobbiamo essere, ancor più di ieri, garantisti. Io ne sono fermamente convinto. Ricordo bene, e lo ricorda anche il direttore della Sicilia, quanti uomini politici abbiamo sbattuto in prima pagina e noi abbiamo contestato dai palchi dei comizi, e poi dopo un anno, 3 anni, sono risultati assolutamente innocenti. E per un politico ricominciare da capo è davvero difficile. La soluzione non va mai in prima pagina, devo dire, dobbiamo riconoscere. Siamo andati, Antonello, stiamo parlando di attualità. Siamo andati lunghissimi, non ce l'aspettavamo ovviamente, avendo come ospite il presidente Musumeci. Colpa sua, a me fa piacere naturalmente poter parlare ai cittadini che ci seguono, naturalmente chi sarà d'accordo, chi non sarà d'accordo, è il bello della democrazia, ma che ci posso fare? Io parlo, dico quello che penso e faccio quello che dico. Ho questo vizio purtroppo. Vabbè, insomma, per alcuni è un pregio, quindi insomma... quando a Palermo si discuteva se dovevo essere ricandidato o no, ad alcuni personaggi, di cui non faccio il nome, fu chiesto: ma qual è la colpa più grave di Musumeci? Non parla con nessuno, questo me lo ricordo. No, non parla con nessuno, non si può dire, guardi, solo che non parla con Nicola. No, qual è la colpa più grave? No, non è neanche quella. Qual è? E che tu mantiene le parole che dici? Ma chi è pazzo? Sì, mantiene gli impegni. Perché poi mi hanno spiegato che in politica a una trattativa assumi un impegno, poi dopo mezz'ora te lo scordi. Io invece ci pensavo e lo mantenevo, ed era per fortuna una delle mie colpe. Un vizio. Allora Antonello, chiudiamo qui, abbastanza come dire, chiaro, come sempre, esaustivo il ministro Musumeci, che ovviamente invitiamo a ritornare, sempre qua, cioè nella sua Sicilia, nella sua Sicilia di casa. Allora, chiudi tu Antonello, dai, la chiusura. Soltanto nessuno ha la palla di vetro, però volevo chiedere al Ministro che governo si immagina il 10 giugno. Si vota con un sistema assolutamente proporzionale, quindi quelli bravi dicono competition is competition, quindi è inevitabile che ci saranno delle fibrillazioni prima del voto, prima delle europee.
è inevitabile, saranno delle fibrillazioni perché è il sistema elettorale che lo impone, che ci siano, ma il 10 giugno cosa accadrà a questo governo? Ma io credo che intanto qualunque risultato delle europee non avrà ripercussioni sul governo nazionale, perché a questo governo Meloni c'è una sola alternativa, il ritorno alle urne. Quindi credo invece che il panorama politico sia molto frastagliato, polverizzato alla vigilia delle europee fra gli schieramenti che si presentano per Strasburgo e per Bruxelles. Certamente c'è un comune sentire nel dovere isolare la sinistra per le prossime coalizioni. L'intesa fra l'attuale commissario europeo e il Presidente del Consiglio può presagire anche lo sforzo di una nuova maggioranza che dopo tanti decenni metta all'opposizione la sinistra anche in Europa. Sarei davvero irresponsabile se pensassi di avanzare certezze. Dico soltanto, proprio per rispetto verso chi ci segue e verso voi che mi avete posto il tema, io credo che l'orientamento sia quello di una maggioranza diversa rispetto a quella che abbiamo, a quelle che abbiamo finora conosciuto. Anche per oggi abbiamo finito, grazie al Ministro Musumeci, grazie a Antonello Piranio, grazie a Alfredo Pecoraro. Adesso restate lì perché c'è la buona notizia con Assia La Rosa, subito dopo la pubblicità. Rientriamo per l'ultima parte della nostra trasmissione, quella che a me piace in maniera particolare. È arrivato il momento, come ogni fine settimana, della buona notizia. E allora, per la buona notizia ci viene a trovare ogni volta Assia La Rosa. Ciao Assia. Buonasera a tutti, buonasera Luca. Oggi ti porto una buona notizia carica di poesia e di emozioni. Io lancerei subito un video senza neanche presentare i miei ospiti, ma leggendo 4 versi di questa poesia. Vai. Benvenuta in questo spazio di carne, di balli in verticale, ti porto un temporale, una luce senza tuono, la rugiada sulla ferita. Nel petto ho un giardino d'inverno, steli, fiori, alberi, petali, aghi di pino, custodisco una parola, un nome che profuma. La terra qui ha tremato, ma non il tuo cuore di fuoco. Dalle ginocchia in giù spingo la sabbia verso il mare. Benvenuta in questo spazio di carne, di balli in verticale. Ti porto un temporale, una luce senza tuono e la rugiada sulla ferita. Ma non temere, non interrompo il planare delle mie mani sul tuo corpo. Bellissimo. Questi versi, e ne approfitto per presentare i nostri ospiti, sono di Piero Ristagno, direttore artistico di Neon Teatro, e oggi abbiamo qui con noi Angela Longo, che è attrice di Neon Teatro, nonché protagonista del corto che abbiamo appena visto, e collegata Gaia Santuccio, artista circense che intreccia emozioni insieme agli attori di Neon. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il trailer di Giardino d'inverno di Neon Cinema per la regia di Monica Felloni, che è uno dei corti direttamente da Catania selezionati per l'edizione 2024 del Festival di Videodanza de Puerto Rico, un festival internazionale importantissimo che promuove l'etica della collaborazione, della coesistenza nella e attraverso la danza. Piero Ristagno, come nasce questo corto? La sceneggiatura è ambientata all'interno di una serra, un luogo dove le piante sopravvivono alle gelate invernali. Qual è il messaggio che volete lanciare?
È il messaggio, ma credo che sia definitivo, che riguarda interamente l'azione di Neon Teatro, che ti racchiudo in 2 versi. Tutti gli uomini liberi fra 1000 anni, a partire da subito e dalla mia vita. E questo è il senso di un lavoro che viene anche in un continuo travaso nel teatro di Monica Felloni, che cura sempre la regia dei lavori di Neon, nel cinema, negli incontri di formazione, nei laboratori teatrali. È proprio un'amalgama che tutto insieme comprende l'insieme delle vite che poi siamo insieme. Piero, abilità e disabilità, qual è il confine, qual è l'orizzonte? Io voto per la disabilità, nel senso che quando tutti noi normali accettiamo le nostre disabilità, che viviamo, che siamo, che abbiamo in forme diverse, il mondo sarà più in pace, sarà più felice. O quantomeno più inclusivo. È proprio, Luca, il titolo della nostra buona notizia: tutti i corpi possono fare tutto. Sì. E proprio per questo darei la parola ad Angela. Angela, sei stata la protagonista, sei la protagonista di questo corto meraviglioso, veramente emozionante. Cosa ti dà il teatro? Teatro che fai ormai con Neon da tantissimi anni. Estrema libertà di esprimermi. Aspetta, però spieghiamolo chi è che parla, perché sì, certo, no, certo. Anzi, la ringraziamo, è Chiara la sorella di Angela che ci aiuta semplicemente non a tradurre, perché non è una traduzione, ma è semplicemente una chiarezza di messaggio, perché Gaia sa esprimersi, perché Angela sa esprimersi veramente benissimo. E Angela, volevo chiederti che emozioni provi quando fai teatro? Camminavo e volavo in contemporanea. Bene, grazie. Che meraviglia, che meraviglia. Una meraviglia. Cioè, ricordiamo, adesso dico, non c'è neanche bisogno di specificarlo, però insomma questa ragazza ovviamente, no, Piero, ha una disabilità che agli occhi del mondo è una disabilità gravissima, però lei è uscita in qualche modo, no? Ha fatto muovere questo corpo in maniera straordinaria. Complimenti, complimenti. È una coraggiosa. Complimenti. Complimenti anche a Gaia Santuccio, e grazie a lei appunto che i corpi si intrecciano in questo splendido corto. Come è iniziata Gaia la collaborazione con Neon Teatro, con Neon Cinema, che so che va avanti da oltre 10 anni? Allora, io ho conosciuto Neon, metto al centro forse, ho conosciuto ancora studiavo alla scuola di circo e ci siamo conosciuti con Il coraggio è una cosa, che è uno degli spettacoli di Neon Teatro, e poi da lì sì, ci sono stati diversi incontri, però sì, da 10 anni. E ha abbastanza cambiato il modo in cui faccio corda. La corda è un elemento molto, molto atletico. E diciamo che da quando ho iniziato a lavorare con la Neon ho iniziato a cercare il punto di vista umano, la forza della corda, ma la vulnerabilità anche della persona all'interno di un oggetto come la corda, che esprime forza, ma allo stesso tempo è sempre un corpo a farlo. Quindi è un incontro con la Neon che mi ha assolutamente cambiato anche il modo di vedere, il modo in cui io faccio la mia arte, che è la corda, per esempio. Che poi è bellissimo, no? Scusa, anche questo elemento, la corda, no? Fortissima, ma anche facile a spezzarsi in qualche modo, quando poi no, si forza, si tira esageratamente, e allora poi diventa un elemento che non si può più unire. Invece in questo caso è veramente un legame, un intreccio fortissimo. Infatti volevo chiedere a Piero cosa avete appeso a questa corda, che emozioni avete appeso a questa corda? Ma è la corda alla quale siamo appesi tutti in quanto esseri umani.
siamo delle corde fra il vivere e il morire, fra un nascere e un finire non si sa dove. Però la corda siamo tutti noi. Se stiamo insieme, se lavoriamo insieme, è proprio quell'insieme che consente l'aggregarsi del mondo intorno a un'idea, intorno a un pensiero. E voi ci siete riusciti benissimo. Luca, devi sapere che Neon, in oltre 35 anni di attività qui sul territorio del capoluogo etneo, ha portato avanti oltre 100 laboratori. Piero, vogliamo spiegare in cosa consistono questi laboratori? I laboratori sono delle attività che noi sistematicamente, è alla base del nostro lavoro, mio, di Monica e di tutti quelli che partecipano, che sono tanti. Alcuni sono proprio elementi storici di Neon. Nelle scuole, noi gestiamo un laboratorio che è Corpi Insoliti, che è proprio il laboratorio teatrale Neon. Poi il laboratorio teatrale Neon si sviluppa in progetti che sono nelle scuole. Vi segnalo soltanto che in questo momento abbiamo 4 laboratori teatrali all'Istituto Atria, al liceo ospedaliere, al liceo Boggiolera e al liceo Majorana di San Giovanni La Punta. Significa incontrare 100 ragazzi di tutte le età, quasi tutti i giorni del mese. Posso fare una domanda a Piero, diciamo, di quelle nostre, no? Immagino che a fine mese voi facciate i conti e spesso, no, il segno è meno vicino al meno. È sempre rosso, però il cuore è anche rosso. E quindi l'uno bilancia l'altro. No, noi siamo felici della nostra attività e siamo soprattutto felici della benevolenza degli altri. Perché Assia, questo è il motivo per cui noi raccontiamo sempre, ogni settimana ci ostiniamo con non è un fiore all'occhiello con una testa del territorio dura a nazionale, e quindi devo dire che vanno comunque avanti appunto con il rosso del cuore, come ben ha detto Piero. Io vorrei tornare su Angela, perché grazie al teatro è possibile mostrare ciò che fino a un momento prima era ovviamente nascosto, e il teatro rende possibile ciò che prima si pensava non potesse esserlo. Tu cosa provi? Qual è la liberazione che provi grazie al palcoscenico? Mi sento viva. Quale emozione e sensazione più bella quella di sentirsi? Io dico, sai cos'è? Che ritorno sempre sul tema, ci ascoltano sempre in questa trasmissione un mondo che è tutto quello della politica, delle istituzioni, eccetera, che molto spesso è distratto anche da questo mondo che è il terzo settore, il volontariato, insomma la beneficenza, tutto quello che noi raccontiamo ogni settimana qui in maniera caparbia, in maniera testarda, e cerchiamo di far capire ai nostri telespettatori che c'è un mondo che vive non solo di denaro, ma di cuore, come diceva Piero, e di emozioni, e però, diciamo, per andare avanti si fa fatica. Quindi se qualcuno delle istituzioni, dei politici che ci ascolta dà una mano a questo mondo, fa una cosa gradita, fa una cosa graditissima. Anche perché grazie a questa buona notizia i soggetti fragili diventano più forti che mai, sono più forti che mai, e noi vogliamo raccontarli così. Io tornerei per poi salutarla da Gaia Santuccio. Da dove sei collegata, Gaia? Cosa stai facendo in questo momento? In questo momento mi trovo a Budapest, dove vivo da 7 anni. Dove ti alleni? È famosa, no? Il circo, l'Ungheria è famosa per le arti circensi. Purtroppo non sento. Dicevo, l'Ungheria è famosa per le arti circensi, no? Ma in Ungheria in realtà è diventata... Io non sento bene, quindi spero di non aver importa, sentito... rispondi. Sì, io sto a Budapest da 7 anni, ma in realtà non lavoro qua. Mi muovo moltissimo, sempre. Però per il momento la casa, la base è qui. Gaia, come si trasformano le tue evoluzioni all'interno del teatro di Neon? Qual è stato il tuo percorso evolutivo all'interno di questo teatro? Allora, una grandissima scoperta per me è stata il fatto di poter essere me. Cioè, sono entrata comunque da
da una mentalità molto convenzionale, molto strutturata. La corda si fa così, la danza si fa così, mentre invece l'evoluzione, che è stata una cosa che ha completamente cambiato il mio modo di essere, il mio modo di fare arte, tutto è stato proprio quello di pensare come Gaia si esprime, come Gaia fa le cose. Allora, siamo in chiusura, grazie Gaia. Assia, grazie a chiudere. Gaia. Prego. A chiudere vorrei dare l'ultima buona notizia. Proprio oggi, sabato 13 aprile, Andrei Bene per il cinema muto di Neon Cinema sarà proiettato presso l'Aula Napoleonica dell'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano durante l'evento L'importanza del toccare con Felice Tagliaferri, e questa è un'altra buonissima notizia. E con questa frase, tutti i corpi possono fare tutto, salutiamo Piero. Grazie Piero Ristagno per essere stato con noi oggi e per aver raccontato questa vostra poesia. Grazie ad Angela Longo, attrice di Neon Teatro, grazie mille e complimenti, e speriamo di portare fortuna. Già essere arrivati lì con questo corto è veramente un grande traguardo. Ringraziamo anche Chiara, la sorella di Angela. Senti, ma dove li possiamo vedere? Chi vuole vederli, diciamo, dal vivo, dove vi possono vedere? Quando facciamo gli spettacoli nei teatri. Ok, come li pubblicizzate? Sui social? Sui social? No, vabbè, abbiamo un seguito veramente di persone, che ci vogliono bene. A fine maggio. Dove bisogna collegarsi? Cos'è? Una pagina? Associazione Culturale Neon, ci trovate su tutti i social. Benissimo. Li conoscono tutti, grazie Associazione Neon, grazie mille. Allora, grazie Assia La Rosa, grazie a tutti gli ospiti di questa buona notizia di oggi. Il punto finisce qui, grazie per averci seguito anche questa settimana. Appuntamento ovviamente alla prossima settimana, sempre qui su Telecollo. Buon proseguimento di giornata a tutti.